Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché sti limoni sono gialli? Perché ha pigliato la Lazio, perché ha pigliato la Lazio. Uè, mamma, so bello, zugu su zugu. Po, 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 po. Uè, mamma, me batte il corazon, ho visto Maradona, ho visto Maradona. Uè, mamma, innamorato so, oh mamma 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 mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché me batte il corazon? Ho visto Maradona, ho visto Maradona, uè mamma, innamorato so, mamma mia, grande Napoli, magari erano un flipper, ci mancava una palla però su flip, ci mancava o 5, guardate qua. Guardate, guardate, bella, bella, che si sono freschezze, bella, zuguso, 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 e contengono molta limonitica per i tifosi della Lazio. Ma mi voglio proprio male, oggi in Napoli, ma che era veramente un flipper, non capite proprio niente, niente di meno Sarri, come dice un amico mio Stefano, o barbiero mio Stefano Papagni, niente di meno che Sarri, hanno visto per il quarto uomo, e te per piacere, murato un pallone, magari faccio pazzia pure i miei, mamma mia, Sarri, non fa niente che ha fatto il traditore, però sotto un piccolo angolo, non so, non ti riesco proprio a schifare del tutto, però che te ci dici? Però mo l'hai acchiappata bella, sti 4 limone, al bacio, bella zucuso, che si contengono proprio limonitico, bello concentrato, voglio qua limonitico con Marazzi Domenica, non era nessuno, non era, mamma mia che partita, mamma mia, siamo soli, solitari, stiamo solo noi là in coppa, stiamo, come bella sta là in coppa. L'Inter ci aveva messo pressione e noi abbiamo staccato i 4 punti. Quindi il Milan ha staccato i 3 punti perché ha perso con Sassuolo. Quindi voglio, questa partita era fondamentale. Mercoledì c'è sto Sassuolo e l'hanno fatto lo stesso risultato. Quindi voglio, poi prima di parlare della partita. Avete visto chi ci sta? Chi è venuto mo? Diego Armando Maradona, masta, quanto è bello masta, quanto è bello masta, avete visto quanto è bello? Hanno le scarpine d'oro, cioè per il suo piede magico, o sinistro, bello, dopo. Ma quanto è bello sta stato, pure che è stato, pure questo, quella fuori dallo stadio, ma quanto è bello, quanto è bello. Quella è una foto ritratta della famosa corsa che fece il gol con l'Argentina, quella foto là, andatela a guardare col pallone sul ginocchio, spettacolare, voglio, è bella. Io l'ho ripresa col telefonino prima, ma io mi sono commosso. Bello, bella, 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 Maradona, facci vincere su scudetti, mettici la mano pure tu a coppa, facci vincere. Scusatemi l'emozione, ma Maradona non lo teniamo qua. Io sono soddisfatto che l'ho visto giocare. Io personalmente, per l'età che tengo, ho visto giocare Maradona più forte di tutti i tempi. Ha fatto crescere generazione a generazione e sta continuando a farle crescere generazioni e che non lo sapevano nemmeno, però solo attraverso i video ha fatto innamorare e si ispirano sempre a Maradona, sempre a lui, grande, grande Diego. Aiutaci a vincere su scudetto a Napoli. È dedicato tutto a te su scudetto, lo stadio già a te, due statue a te.
manco scudetto, manco scudetto, manco scudetto, manco scudetto, maronna, aiuto, mamma mia, maronna, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Bello, sono contento, aiuto. Che ci fa? Io non so, cioè, con l'arrivo di Maradona, con la statua di Maradona nel campo, non lo so, mi ha fatto una cosa. È bella e allo stesso momento malinconica perché sappiamo che Maradona non c'è più. Per carità, non è che è quello quando c'era, stava sempre a Napoli, no, però comunque c'era. Ma Maradona però non morirà mai per noi napoletani, mai. Anzi, mi rettifico, Maradona non morirà per chi ama il calcio, ama il campione. Non pensate alla vita che ha fatto, perché Maradona, lo ricordo ancora una volta, l'unico male che ha fatto se l'ha fatto lui stesso, non ha fatto del male a nessuno, ma ha fatto molto a beneficenza. Vi ricordo che Maradona andò a giocare per un bambino, beneficenza, andò a giocare per un bambino e i soldi andarono per la sua operazione in un campo pieno di fango, rischio di farsi male, di infortunarsi. Ci stanno i video, mi sembra ad Acerra, non mi ricordo dove era. Maradona in mezzo al fango giocava. Ma che bulimri, che gli vogliamo dire a quest'uomo, a questo grande campione? Che bulimrici? Che come uomo ha sbagliato, ma qua se guardiamo adesso, oggigiorno, guardiamo tutti i calciatori, che perché Maradona ha fatto notizia, perché era il più forte del mondo, ma se guardiamo ogni singolo calciatore, chi, chi puzza e chi fede, chi è il suo discorso, se guardiamo ogni singolo giocatore, c'ha la sua, c'ha. Però ricordo sempre ancora una volta, Maradona non ha fatto del male a nessuno, l'unico che si è fatto del male è stato proprio a lui. E poi, diciamo, ho visto quella statua, è stata bella e tutto, però poi mi ricordo una cosa brutta e triste. L'hanno fatto morire come un barbone, da solo, abbandonato. Infatti non è un caso che il dottore sta indagato. Un grande campione è morto da solo perché l'hanno abbandonato. È brutto, è brutto. Hanno fatto morire a Maradona. Sì, lo dico fortemente, Maradona l'hanno fatto morire. Perché se tenevano qualcuno scrupolo, secondo me Maradona a quest'ora non era morto. Maradona era ancora in vita. Lo dice sottoscritto, lo dice. Pace all'anima tua, Maradona. Ma tu non morirai mai. Per noi napoletani soprattutto e per chi ti ha amato per il calciatore mondiale che eri, tu non morirai mai. Stai sempre qua, sempre qua, sempre, sempre e per sempre qua. Voglio, ritornando alla partita, Diego, e che bip tu dico, fa. Ciro Mertens, cominciamo con Zilischi di prepotenza, lo scinfila alla destra, no, alla sinistra di Pepe Reina, è 1-0 al sesto minuto, poi manca 3 o 4 minuti, Mertens, Ciruzzo, oggi stai proprio a gaglietta, al limonite che zuus, Mertens, mezza 2-3 loro, assist di Zini, vabbè, però se scarta 2-3 loro, e lo infila dentro. Per dopo il terzo. Ecco Pippo di che fa Lozano, assist di Lozano, i primi, wow, mamma mia, io per un attimo veramente, per un attimo ci
la fisionomia di Maradona che facevi chi li pallone, ma non so gente che mette a Maradona, però sapete che l'attimo, che la palla magica, è così. E poi a ciliegina coppa torta ce l'ha messa Fabio Ruiz, che quando da quell'angolazione riesce a pigliare i suoi spazi parecchie volte a segnare, ce l'ha infilata nell'angolino basso di Rena, veloce, boom, si è infilato là dentro, dice non mi muovo, è da ecca 4-0. Mamma mia, oggi hanno giocato tutti bene, Lobotka, Mario Rui, Koulibaly, tutto quanto. Pure Insigne ha giocato bene, però Insigne voglio bene, frate. Branno pochi più la palla e il Mas stava da solo là. Se ci arriva la palla come tu sai dare, perché tu sei bravo a fare gli assist e non tu stai sempre con sto cazzo di tiragiri, ti voglio bene. Però non fa niente. Vabbè, stasera te la faccio passare. Te la faccio passare. Te ci fa passare per forza perché giochi col mio nave, la squadra che io amo, quindi te ci fa passare sempre tutte cose per forza. E si la passava là. Può essere che Elmas avesse fatto qualcosa. Comunque se mi non esce ci uzza merda, insomma, mamma mia che Napoli. Questa sera è stata una serata bellissima, la presentazione della statua. Avete visto il grande presidente Ferrarini, colui che ci ha portato il calciatore più forte del mondo. Steve, grande Ferrarini. Voglio bene Ferrarini, mamma mia. Se si facessero poco capaci, stu cazzi di Laurentiis, se facessero poco capaci che si ci regalassero una gioia in uno scudetto, lo stadio stesse sempre chino, sempre pieno, ma non, io faccio detto che sto perché non lo vuoi, faccio detto che roba, stanno i bonus a fine dei contratti, si vedono lo scudetto, stanno i bonus dopo, perché l'anno successivo c'è stato l'adeguamento di contratti, è tutto qua, e se ne conviene, a lui gli conviene, o piazzamento in Europa, perciò Kill mira sempre a Champions, solo perché sa che se vinciamo lo scudetto c'è il bonus a tutti i calciatori, pure chi li ingoppa la panchina, a dare bonus, e pure chi li ingoppa la panchina a dare l'adeguamento del contratto. Avete capito? Avete capito come funziona? Se qualcuno di voi non vecchiate questa cosa, così funziona, coppi i contratti, suoi. Perciò suonava strana sta cosa. Maronno, pure che chi le scardone vincito questo scudetto. E poveri Maruso no. A pausa no, chiamo scicco, voglio papà chi sto io me ne vado. E va, sette buono. Importante a me vinto lo scudetto. Comunque contento con 4 limoni così. Va. Limonetica. Mamma mia che duro io. Mamma mia, veramente che l'adoro il limone. Bello, al bacio, bello zucuso. Mi piace quando dico zucuso, perché sono bello zucuso. Vabbè, io vi lascio. E niente, un bacione, forza Napoli, sempre e per sempre, perché tutto il resto, calcisticamente parlando, è monnezza. Sì, chiaro, che bippo di che fa. Ciao, giù! E forza Napoli, sempre!